Veneto Agricoltura ha preso l'occasione di questo anno zero del Festival delle Foreste organizzato da Longarone Fiere per presentare un progetto al quale ci tiene in maniera particolare, che è quello di un marchio importante per quanto riguarda la forestazione sia di montagna che di pianura, non solo del Veneto, ma noi ovviamente ci concentriamo per la parte Veneto, che si chiama Pianta Nativa, ed è un marchio su un processo di filiera certificato per conoscere esattamente la natura e la provenienza delle piante che potranno essere poi messe a dimora. Oggi parliamo di vaia e quindi su quello che è stato la conseguenza di vaia, ma non solo. E quindi Veneto Agricoltura ha preso questa occasione molto importante per poter presentare questo progetto. Non siamo ancora definitivamente pronti, manca ancora qualche passo per quanto riguarda il regolamento, ma presto saremo in grado di poterlo diffondere fra tutte le organizzazioni vivaistiche, non solo del Veneto, ma in particolare del Veneto. L'intervento che ho tenuto ha riguardato le relazioni tra la vivaistica forestale e la biodiversità, in modo particolare quali specie e quali habitat, con particolare riferimento al Veneto, meritano di ricevere maggiore attenzione da parte dei vivai e in questo modo anche valorizzare la loro produzione e poi l'utilizzo dei prodotti della vivaistica sul campo. Oggi abbiamo trattato alcuni degli aspetti genetici nella produzione e nell'utilizzo del materiale forestale di moltiplicazione, perché è importante considerare la diversità genetica tanto nella filiera produttiva come poi nell'utilizzo e nella messa a dimora del materiale che costituirà i nostri soprassuoli del futuro. Soprattutto considerando un processo di cambiamento climatico e quindi nella scelta del materiale forestale di moltiplicazione più adatto che andrà poi a costituire i nostri boschi, soprattutto in un contesto per esempio come Vaia, dove la gran parte dei boschi è stata completamente rasa al suolo e c'è bisogno anche di un intervento dell'uomo per aiutare il bosco a crescere in maniera adattabile, in maniera resiliente e in maniera forte per il futuro. Noi ci occupiamo di piante, di semi, siamo praticamente quelli che nell'ambito regionale si occupano di trasformare i semi in piante, rendendo le piante disponibili per ogni utilizzo. Quindi anche in questo caso abbiamo parlato di piante da impiegare, in questo caso in montagna, ma ci siamo posti il problema di quale sia l'origine di questi alberi. Molto spesso si sente parlare adesso di piantare alberi, il problema è che alberi, da dove arrivano questi alberi, chi li ha fatti. Quindi noi ci preoccupiamo di trasformare i semi in piante dando anche delle garanzie. Il progetto che abbiamo presentato oggi si chiama progetto Pianta Nativa proprio perché intende mettere a disposizione della comunità un prodotto che abbia delle precise garanzie, che si sappia qual è l'origine del seme con cui è stato fatto l'albero che si sta utilizzando e che queste garanzie vengano veicolate attraverso uno strumento riconoscibile quanto è appunto un marchio. Pianta Nativa è un nome abbastanza evocativo, indica proprio questo, che le piante che vengono utilizzate sono native del territorio perché i semi con cui sono state fatte sono stati raccolti nel territorio, che poi sarà la destinazione delle piante stesse.